Uno è mio fratello e l'altro è un amico suo. Tu ieri sera eri in casa. Sì. Tu sei il fratello di chi? Del ragazzo che ha coltellato l'altro. Ci sono diversi punti fermi dopo 24 ore di indagini serratissime nell'accoltellamento che ha sconvolto via Tevere tra Poisolo e Treville, in comune di Castelfranco. Uno su tutti, vittima e aggressore, entrambi noti per questioni legate alla droga, si conoscevano, anzi per alcuni erano migliori amici. Un rapporto messo però a dura prova da una ragazza contesa che ha portato a un chiarimento finito nel sangue. Sono circa le 17 quando il 24enne marocchino raggiunge il coetaneo nigeriano nella sua abitazione a ridosso del passaggio a livello. È qui che si sviluppa una lite che prosegue poi in strada e diventa zuffa. Il nigeriano a un certo punto estrae un coltello da ninja con doppia lama almeno 15 centimetri, prima colpisce il marocchino al torace, poi nell'interno coscia. La situazione appare grave, è lo stesso aggressore ad accompagnare nella propria abitazione la vittima sanguinante che a sua volta trova la forza di chiamare i soccorsi. Elicottero del SUEM 118, automedica, carabinieri arrivano sul posto. In casa ci sono anche i familiari dell'aggressore, oltre al fratello anche il papà e forse altri amici. Io adesso cosa sia successo, io so solo che quello che sapete voi lo so anch'io, basta. Mentre il ferito viene portato al Cafoncello di Treviso, dove si trova tuttora fuori pericolo di vita, l'amico è condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri, su indicazione dello stesso aggressore, trovano il coltello nascosto in una grondaia della casa. Immediato il sequestro. L'udienza di convalida si terrà nelle prossime ore. Intanto, in via Tevere, resta una serata da dimenticare. Ho visto i carabinieri con un ragazzo che sta vicino al passaggio a livello. E basta, no. Stava andando in cerca di qualcosa, non so. Sicuramente un fatto assolutamente grave che esce completamente dai nostri standard, possiamo dirlo. E speriamo che quello che ci auguriamo tutti è che queste cose accadano sempre il meno possibile e che ci sia una certezza della pena per chi fa fatti di questo tipo.